Amici di Directa Sport, appassionati di calcio giovanile, buon pomeriggio da Tertenia da parte di Riccardo Spignesi. Le immagini sono per l'inizio della terza edizione del trofeo Benedetto Piras. Qui seguiremo la partita fra Sardegna e Liguria da parte di Vernetti. Adesso prova la Liguria sulla destra con il buon recupero. Il tocco all'indietro per Cocco, il rimpallo e il pallone che finisce in rete. 19 secondi e ha segnato subito la Liguria, che si porta in vantaggio con il rinvio del portiere Cocco, che è stato sfortunato. Il pallone che è carambolato addosso, angolo che è stato battuto corto, il cross al centro, colpo di testa e il pallone che termina a lato. C'è stata però una deviazione. Pallone dentro, sono in due, il colpo di testa che finisce a lato di poco. Si fa vedere adesso la rappresentativa sarda. De Lucia, pallone giocato su Nervino, autore del gol dello 0-1, tocca buono per Malagrida, il dribbling, Malagrida in aria e segna il raddoppio della Liguria al 19esimo minuto. Grande giocata qui di Joshua Malagrida e la Liguria si porta sul 2-0, davvero un bel gol quello di Malagrida al 19esimo minuto. Anticipo altrettanto buono da parte di Cresci, pallone giocato in avanti, ancora la possibilità in area per Cresci, il pallone giocato dentro, trova la conclusione con il destro e la battuta della difesa ligure. Ha avuto una buona occasione la Sardegna, conclusione che però non ha avuto la forza giusta per far arrivare il pallone in porta. Ci prova poi Scano e alza Cuvecci sopra la traversa. È stata qui bella la conclusione con il sinistro del numero 13. 1 contro 1 con il recupero alto. Scano può giocare sulla sinistra per Cresci in area, calcio di rigore per la Sardegna. Il fallo ai danni di Tommaso Cresci, che è stato molto bravo. È stata, direi, molto brava tutta la rappresentativa sarda per il recupero alto. Buecci, Patessetti, tocca Buecci ma non basta, la Sardegna torna in partita con il gol dell'1-2, il primo di Nicolossetti al 25esimo minuto. Né per un compagno né poteva diventare un tiro in porta. Qui la conclusione da lontano che viene parata in due tempi da Bubecci. Fin qui per la Sardegna si lancia sulla destra, c'è Oleguola dall'altra parte, Zucca cerca il cambio di fronte, è buono Oleguola che controlla il sinistro sul fondo. Ottima però qui la giocata della Sardegna. Poi il lancio di Celella in direzione, anzi proprio in direzione di Celella, che cade, fischia calcio di rigore anche per la Sardegna. Thomas Celella contro Oscar Cocco, ha fischiato l'arbitro, parte Celella, la parata di Cocco che respinge il calcio di rigore di Celella, si rimane 1-2, gran parata di Cocco che mantiene il punteggio. Zucca se ne va via, bene il numero 2 della Simba, pallone dentro per possibilità, il dribbling, ancora possibilità per Rio che cerca, però le vuole il destro e sul fondo il pallone calciato da Uola. L'ultimo è entrato Catta assieme a Civile, aveva poi Catta con il sinistro, la parata e Rio non riesce a mettere dentro quello che poteva essere il gol del 2-2. Ancora però una grande opportunità per la Sardegna. Pallone per Civile, in avanti per Rio che cerca di andarsene via, ancora Rio prova a inserirsi in mezzo a Ricci, arriva anche Leola, poi il destro di Catta, pallone che finisce alto non di molto. Una buona partita anche il numero 13, poi qui il tunnel di Celella, anzi scusate di Anzalone, che mette in movimento Nervino, era di gol Nervino, ancora Cocco, non è finita la palla e ancora a disposizione della Liguria e alla fine molto bravo Cosseddu. Punizione leggermente spostata sulla destra, siamo a 20 metri, batte Catta il sinistro, la parata in due tempi. Fanni che cerca di mettere in movimento Rio, il colpo di tacco all'indietro, poi l'errore, ancora Rio in area, Rio cerca di saltare il portiere, la porta è vuota, mette dentro il salvataggio della difesa della Liguria. Ha avuto l'occasione nuovamente per il 2-2 la Sardegna. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione dalla destra, pallone dentro, Luola tocca e pareggia la Sardegna a 5
5 minuti e mezzo dalla fine, con Sadiq Olaiwola 2-2. Tutto di nuovo in equilibrio come lo era stato per 19 secondi nel match. Primo gol anche per Sadiq Olaiwola in questo trofeo Benedetto Piras. Aveva messo dentro, adesso prova ancora a trovare il 3-2, proprio Olaiwola cerca di saltare il portiere, la parte vuota, ma ha segnalato un fallo, è andato a un passo dalla rimonta completata la Sardegna. Il tocco per un attimo di Poddiga e poi Scano. C'è proprio Poddiga sulla sinistra, visto il servito. Poddiga può entrare in area, può mettere il pallone in mezzo, il colpo di testa, la palla non è andata verso la porta. Pallone per Olaiwola sul fondo, si libera per un attimo ancora di rigore, pallone che passa, diventa buono per il palo, a un passo ancora il gol della Sardegna che poteva davvero completare la rimonta con Soggia. Ha preso il palo il numero 4, lanci in avanti, arriva il triplice fischio dell'arbitro Murgia. Finisce 2-2 la prima partita del trofeo Benedetto Piras tra Sardegna e Liguria.